Siamo giunti alla 14ª edizione del progetto Enosolidale Alba Vite, un progetto che nasce in Veneto molti anni fa e che oggi troviamo esteso in diverse regioni d'Italia, addirittura 15 regioni hanno abbracciato lo stesso progetto. I magnum venduti andranno a sostegno del gruppo Polis e naturalmente il vino, quest'anno un vino eccezionale, il Borgo delle Casette, siamo nei Colle Euganei con l'azienda Filò delle Vigne. E oggi abbiamo presentato una verticale del Borgo delle Casette in mano al 2020 che è stato pluripremiato anche quest'anno e direi che non c'è location migliore storica come il Petrarca di Padova per presentare anche un vino che storicamente dura negli anni e infatti oggi abbiamo assaggiato dal 2012 al 2020 delle annate strepitose. Credo che questo sia espressione dei nostri Colli Euganei, del terroir del Filò delle Vigne, che da 30 anni lavora con passione e sacrificio 365 giorni all'anno per dare ai nostri clienti e estimatori il massimo di quello che può dare un vigneto nei Colli Euganei. Noi siamo chiaramente onorati nell'essere partner di ICE Veneto nell'operazione Alba Vite, soprattutto perché come il vino è il frutto del lavoro dell'uomo, allo stesso modo i nostri beneficiari nel progetto My Ability ogni giorno lavorano per allenare le loro potenzialità, i loro talenti, le loro abilità e abbiamo scelto di focalizzarci da sempre, da quasi 40 anni come gruppo Polis, nell'esaltare gli aspetti positivi, gli aspetti costruttivi legati a quello che si può fare, quello che si deve fare per avere una società, una comunità, un territorio veramente inclusivo. Molto spesso la disabilità viene vista come una minore abilità, per noi invece è un'opportunità per sperimentare la diversità, esattamente come ogni anno i vini che anche oggi abbiamo degustato esprimono un carattere, una connotazione, un accento diverso. Quindi grazie ad ICE Veneto, grazie ad Alba Vite, grazie alla cantina che ha messo a disposizione il vino e per noi è un accenno per parlare di inclusione sociale, quello che noi facciamo da quasi 40 anni. Per me è un grande piacere ed onore aver avuto questa mattina qui in una cornice splendida, il Caffè Pedrocchi, nel cuore pulsante di Padova e presentare alla stampa l'iniziativa Enosolidale Alba Vite che coinvolgerà tutto ciò che è il territorio padovano, da quello che è il vino, i nostri Colli Euganei, a quello che è il valore sociale con l'impegno per il gruppo Polis. Quindi sarà sicuramente un successo.